riunione del Comitato Tecnico Scientifico che potrebbe decidere il cambio di zona del Veneto da gialla a arancione o rossa, attesa per il verdetto. Ospedali sotto stress, ma vie e piazze piene, soprattutto di domenica. L'ira di Zaia che striglia i veneti e chiama raccolta ai sindaci. Domani vertice per ordinanze nei comuni. Annunciato anche il ritorno delle tende riscaldate fuori dagli ospedali del Veneto. Speriamo non servano, dice Zaia, ma ci prepariamo al peggio. A Belluno la pneumologia del San Martino dei primi d'ottobre è interamente adibita ad accogliere i malati Covid con insufficienza respiratoria. Il primario ai nostri microfoni, un dovere morale rispettare le regole. Assurda tragedia sul cavalcavia di San Giuseppe a Treviso. 62enne fruttivendolo di San Donà di Chiave muore trafitto dalle sbarre in metallo della sponda di un altro camion apertasi in corsa. Caccia al responsabile della bomba carta esplosa ieri sera a Treviso davanti al PAM. Telecamere al setaccio, riunione d'urgenza in prefettura. Mercoledì alle 21:15 su Antenna 3, Benedizione dal cielo, il documentario sulla straordinaria giornata del 13 giugno, quando la festa di Sant'Antonio è entrata nelle vostre case grazie alla lunga diretta di Media Nord-Est. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dei contagi dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio. Sono arrivati proprio in questi minuti i dati relativi al pomeriggio diramati dall'azienda Zero. Li vediamo insieme con l'aiuto della grafica. Eccola qui. Allora, sono 2.228 i nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore, ben 30 i decessi, 211 i posti letto occupati in terapia intensiva. Ieri sera alla stessa ora erano 202. In 24 ore sono aumentati anche di 111 unità i ricoveri in area non critica. Questi dunque gli ultimi dati relativi all'andamento dell'epidemia in Veneto, una situazione che sta mettendo gli ospedali sotto stress, ma le vie e le piazze erano piene, soprattutto ieri domenica, da qui lo sfogo del presidente Zaia che striglia i veneti e chiama a raccolta i sindaci dei comuni capoluogo. Sono imbarazzanti le foto che hanno girato per questo fine settimana di piazze strapiene. Mi spiace parlare così, di piazze di città, del Nevegal, di altri centri, dove comunque si vive come non ci fosse un domani. Per colpa di pochi, tutti rischiamo di rimetterci. Una domenica pericolosa, quella vissuta da tanti troppi veneti per il governatore Zaia, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla permanenza del Veneto in fascia gialla. L'appello oggi più che mai è quello di evitare assembramenti, la prospettiva chiara, i toni volutamente duri. O andare a passeggiare dove non c'è gente, o stare a casa. Altrimenti è inevitabile che ci daremo appuntamento alle porte dell'ospedale. E poi non veniteci a dire che c'è la brandina nel corridoio, che indignazione, ecco la civiltà, guarda come curano i pazienti. Ogni struttura organizzata ha un punto di non ritorno. Vi è chiaro? E per limitare gli assembramenti la Regione incontrerà nelle prossime ore i sindaci dei comuni capoluogo. Non si esclude una nuova ordinanza. Voglio confrontarmi con i sindaci prima e dopo vediamo cosa fare. L'altro fronte aperto è con il governo, con la richiesta di interventi straordinari per accelerare le assunzioni. Anche oggi mi hanno scritto 3-4 strutture che stanno andando al collasso per quanto riguarda il personale, perché c'è molto personale infetto. Altro capitolo, la contabilità dei tamponi, con la Regione che dalle prossime ore caricherà sulle piattaforme nazionali anche i test rapidi effettuati, circa 10.000 al giorno, e si prepara a rendere operativa l'app Zero Covid Veneto destinata ai soggetti in isolamento. Questo è il quadro aggiornato con un avviso ad aspiranti negazionisti o riduzionisti. Non veniteci a dire che è tutta un'invenzione, perché muoiono una ventina di persone al giorno. E non veniteci neanche a dire ma l'età, ma la comorbilità, ma le patologie, perché tutti hanno diritto di vivere.
E proprio a questo tema, gli assembramenti che si sono visti nel fine settimana e alle troppe persone che sembrano non rispettare le regole, che è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Vietare le passeggiate nei weekend, questo dunque il quesito al quale vi chiediamo di rispondere con uno squillo allo 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, oppure allo 0422 162 6690 se la risposta è no. Come sempre l'esito del nostro sondaggio nel corso di Ring in onda questa sera come ogni lunedì a partire dalle 21:15. Un Luca Zaia dunque l'avete sentito dai toni severi, quello di oggi nel punto stampa, che ha annunciato anche il ritorno delle tende riscaldate davanti agli ospedali. Sentiamo quindi i dettagli dall'assessore alla protezione civile Bottaccin. Annuncio che installeremo, l'assessore Bottaccin seguirà l'installazione di tende riscaldate fuori da tutti gli ospedali che saranno presidiati dalla protezione civile in caso di emergenza estrema, per avere anche delle tende di appoggio. Nessuna spettacolarizzazione, sottolinea il presidente Zaia, ma vogliamo essere preparati a tutto. Ecco perché proprio come a marzo torneranno davanti agli ospedali le tende riscaldate. In marzo abbiamo montato 128 tende più alcuni posti medici avanzati e ovviamente in base anche alle esigenze dei singoli ospedali, quindi in base a quello che ci viene segnalato dal direttore generale della specifica ULSS. Procederemo con il riallestimento laddove è necessario, anzi stiamo già sono già in montaggio, non mi ricordo più dove, però nei prossimi giorni ci sarà l'allestimento delle tende presidiate con i volontari e poi dopo ovviamente mettiamo a disposizione della sanità e quindi della struttura ospedaliera per le necessità che dovessero emergere. Appena veniamo chiamati noi le montiamo. Ovviamente abbiamo chiesto ai direttori generali che ci dicano dove servono e quando servono, in base a quel programma dopo noi le monteremo nei prossimi giorni, insomma. Per quanto riguarda l'ULSS 3 Serenissima, ad esempio, la richiesta è già stata presentata per tutti gli ospedali. In alcuni, come Villa Sallus e il Civile di Venezia, sono già presenti. Dove mancano saranno fatte installare. Anche l'ULSS 4 ha fatto richiesta. Le tende, quelle standard da 8 posti, potrebbero avere diverse funzioni. Per i triage, la presa in cura dei pazienti e un punto d'appoggio per il personale sanitario. Noi le montiamo a supporto della sanità, quindi dove ci dicono di montarle le montiamo, presumibilmente, presumo di sì, le richieste che sono arrivate fino adesso sono nei pressi del pronto soccorso. Scatenano dunque rabbia e indignazione le foto scattate sabato pomeriggio e domenica nelle varie piazze. Il servizio che vediamo ora è relativo a Padova, con le piazze affollate per lo spritz. C'è il messaggio di una pneumologa che ha sconfitto il Covid. Siamo sempre pronti a curarvi, dice, ma gli ospedali sono in sofferenza. Ore 14, Piazza delle Erbe, Padova, sabato 7 novembre. Il DPCM che assegnava al Veneto la zona gialla è entrato in vigore da appena un giorno. L'invito alla cautela da parte delle istituzioni. Eppure l'angolo di Piazza delle Erbe, fulcro di alcuni notissimi bar del centro storico, pullula di gente. Tavolini con 7 persone attorno, quando si dovrebbe essere al massimo in 4. Tantissime mascherine abbassate e tantissimi in piedi ad aspettare che si liberi un tavolo. La foto scattata da un passante è stata divulgata sul web e condivisa da molti, soprattutto medici indignati. Il messaggio più forte lo ha scritto Maria Rita Marchi, pneumologa dell'ospedale di Cittadella, che la scorsa primavera, mentre lavorava nel suo reparto in prima linea, è rimasta contagiata. E noi saremo sempre pronti ad affrontare questo tsunami senza esprimere giudizi denigratori o manifestare pregiudizi. Ippocrate docet. Siamo nei nostri frontini ospedalieri trasformati in tricee Covid, scrive la dottoressa Marchi. Un'amara riflessione da consegnare ai tanti che affollavano Piazza delle Erbe. Le cure ci saranno sempre, ma gli ospedali iniziano a sentire la pressione dei ricoveri. Questo è il messaggio. Siete in tanti e facciamo fatica ad accogliervi nei nostri fortini. Siete più giovani e vi stiamo trattando con modalità più aggressiva perché la malattia lo richiede, ma non vi giudichiamo, continua ancora la pneumologa, che alla fine del suo lungo messaggio augura buono spritz.
E c'è sconcerto e rabbia in municipio a Padova per quanto successo nelle piazze. Ora basta, dice l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. Io non voglio più vedere i nostri gestori di esercizi commerciali che non fanno rispettare le regole. Cioè, c'è una regola, 4 persone sedute al tavolino devono essere 4, se sono 4 e mezza verranno sanzionati. Dopo aver concordato con i gestori tutte le misure possibili perché potessero restare aperti, nonostante i vari DPCM, quello che si è visto sabato non ha giustificazioni, dice Bonavina. Entro venerdì sera prossimo, anche con un occhio alle previsioni meteo, la Giunta prenderà provvedimenti. Certamente si stanno valutando tutte le possibilità, su questo non c'è ombra di dubbio. Con questo però deve essere chiaro, non voglio dire che stiamo guardando la possibilità di chiudere una piazza o di chiudere il centro o di fare chissà che cosa. Ho detto che stiamo ragionando su varie soluzioni possibili. E tra queste c'è anche l'eventualità di chiudere una o più piazze del centro, anche se non è tanto la gente che gira per Padova. Il problema è gli assembramenti che si verificano nei locali, nei plateatici dei locali. Quello è il problema. le forze dell'ordine in campo col compito di vigilare a quanto pare non sono sufficienti. Adesso valuteremo in questa settimana se per il prossimo fine settimana dobbiamo aumentare la nostra presenza. 9 i cittadini multati nello scorso fine settimana perché non indossavano la mascherina, 4 di questi in centro, gli altri in zona stazione. Nessuno dei multati era seduto a un bar. È stretta del comune di Chioggia sul fronte anti-Covid. Un'ordinanza del sindaco Alessandro Ferro prevede ora che nei locali pubblici con plateatico a servire i clienti esclusivamente seduti al tavolino al massimo 2 persone adulte, eventualmente con minori di 14 anni. Pasti e bevande saranno presi senza mascherina esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla consumazione. Una seconda ordinanza prevede la chiusura dalle 22 alle 5 anche degli apparecchi automatici cosiddetti H24. Siamo a 354 positivi, commenta il sindaco Ferro, più 139 rispetto ai numeri che avevo sabato. Sono preoccupato, ho visto e mi arrivano decine di segnalazioni di assembramenti e ho deciso quindi, continua il sindaco, di prendere provvedimenti. A Belluno intanto la pneumologia del San Martino dai primi di ottobre è stata interamente adibita ad accogliere malati Covid con insufficienza respiratoria, 20 letti, tutti sempre pieni al 100% del loro utilizzo. Sentiamo il primario. Istantanee registrate a debita distanza oggi all'ora di pranzo nel reparto di pneumologia Covid del San Martino. Qualcuno dei pazienti potrà mangiare qualcosa, per altri l'alimentazione è impossibile. In questo momento l'ospedale San Martino di Belluno ha suddiviso l'accoglienza dei pazienti Covid in diverse aree a diverse intensità di cura. Su un potenziale sostanzialmente di 80 posti letto, ne abbiamo occupati praticamente tutti. Il dottor Muzzolon accoglie pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria grave che deve essere supportata con la ventilazione non invasiva. Da lì le vie di uscita sono 2, o la guarigione o il peggioramento delle condizioni che richiedono il ricovero in terapia intensiva e l'intubazione. L'età media dei degenti è di 67 anni. Questa è una patologia che ovviamente ha una mortalità più elevata nelle persone più anziane, ma che non risparmia anche persone in età relativamente giovane e senza anche rilevanti copatologie, perché alcuni dei pazienti che noi abbiamo ricoverati con un'insufficienza respiratoria piuttosto grave non hanno rilevanti copatologie, cioè sono persone per altri aspetti del tutto sane. Alla pneumologia subintensiva i turni di lavoro del personale sono massacranti. Lavorare in un reparto Covid significa rivoluzionare la propria vita professionale e personale. Qui nessuno gioca a Tetris dietro una scrivania, qui si fa la sauna dentro le tute per un tempo interminabile. L'impegno orario per poter chiaramente distribuire il carico di lavoro su più persone fa sì che di fatto devi appunto bloccare le ferie, i riposi non sono quelli usuali. Che l'ospedale sia sotto stress lo dicono i numeri che hanno costretto a una riorganizzazione delle prestazioni sanitarie. C'è non solo la
lo stress di dover rispondere in maniera ogni giorno molto intensa alle esigenze di malati Covid, ma anche la preoccupazione di non riuscire a seguire con la stessa accuratezza usuale i pazienti non Covid che hanno patologie complesse e che richiedono comunque assistenza. I reparti Covid non sono un palcoscenico e l'ospedale non è un teatro. L'unico sipario possibile qui si alza quotidianamente sulla realtà, che è quella di un virus la cui diffusione deve essere contenuta. Asintomatico è una persona contagiosa, punto e basta. Quindi è un dovere, morale quello di utilizzare tutte le misure possibili, mascherine e distanziamento, quindi evitare gli assembramenti, soprattutto per attività ricreative che non sono assolutamente indispensabili in questo momento. Pubblicità, ora linea alla regia, ci rivediamo tra poco con le notizie di cronaca dal Veneto. E nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, siamo alla pagina della cronaca da Treviso, tragedia questa mattina lungo la Noalese sul cavalcavia di San Giuseppe, a perdere la vita un fruttivendolo 62enne di San Donà di Piave. Come ogni mattina la guida del camion frigo stava andando a caricare la merce al mercato ortofrutticolo di Treviso, ma al mercato Giorgio Amadio, 62 anni, fruttivendolo di San Donà di Piave, non è mai arrivato. La sua vita si è spezzata sul cavalcavia di San Giuseppe poco dopo le 6 del mattino. Assurda quanto terribile la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camion di Amadio stava procedendo in salita. Sulla corsia opposta proveniva un furgone che aveva appena caricato la merce al mercato. All'improvviso, pochi istanti prima che i due mezzi si incrociassero, la sponda laterale del furgone si è aperta verso il centro della carreggiata. I profili in metallo come lunghe lance sono penetrate nella cabina del camion di Amadio all'altezza della testa del conducente. Per il 62enne non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Il camion si è fermato qualche decina di metri più avanti, appoggiandosi al guardrail. Sul posto, oltre ai vigili urbani di Treviso, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Giorgio Amadio era molto noto a San Donà, dove gestiva con la moglie Lucia uno storico negozio di ortofrutta. L'anno scorso era andato in pensione, ma vista la situazione difficile in seguito alla pandemia e le richieste della clientela di continuare a dedicarsi a quel lavoro che con tanta passione e professionalità aveva svolto per tanti anni, aveva deciso di continuare ancora per un po'. Una vita dedicata al lavoro e soprattutto alla famiglia, alla moglie Lucia e ai due figli Elison e Federico. Poi c'era la passione per lo sport, il calcio, al quale si era dedicato prima come giocatore, poi come allenatore dei ragazzi. Profondo il cordoglio per la sua scomparsa nella comunità sandonatese. La data dei funerali non è ancora stata fissata, in attesa che arrivi il nulla osta dell'autorità giudiziaria che indaga sulla tragedia. E restiamo a Treviso perché caccia al responsabile o ai responsabili della bomba a carta esplosa ieri sera in pieno centro davanti al supermercato PAM. Si è sentito bello forte, è stato un colpo, perché con quello che sta succedendo in questi giorni diciamo che non se lo aspettava nessuno. A nemmeno 24 ore dallo scoppio che ha fatto tremare Piazza della Borsa ieri sera, l'unica certezza è che non si sia trattata di una ragazzata. L'ordigno fatto esplodere davanti al PAM era una bomba a carta. Gli effetti della deflagrazione questa mattina erano sotto gli occhi dell'intera città, con i piombini che hanno letteralmente bucato la parte della navata antistante il supermercato e scalfito in maniera importante il vetro antisfondamento del supermercato. Questa mattina tutto è tornato alla normalità, con il via vai dei clienti, l'area trasennata dalla polizia. Impossibile non fermarsi davanti a quel vetro o vedere i danni che lo scoppio ha fatto anche sul pavimento, scalfendo anche quello. Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Scossa la comunità, con molti trevigiani che oggi sono arrivati sul posto soltanto per constatare con i loro occhi l'accaduto. Ho visto con terrore forse un ritorno agli anni di piombo, quando c'erano le esplosioni negli anni 60-70. Spero di no, però sia soltanto... Io credo che sia una ragazzata. Da 10 ragazzi che sono in giro perché hanno messo una bomba a carta. Poi è stato un attentato vero, qui sarebbe venuto giù il condominio. Questa è una zona buia, va controllata. Sicuramente è una zona in cui si concentrano molto spesso, in varie giornate, soprattutto nel fine settimana,
tutta una serie di soggetti, diciamo, che creano disordine e confusione. Questa mattina alla riunione in prefettura, alla presenza del questore, le indagini sono partite. Ieri sera sul posto sono arrivati gli uomini della Digos, 3 pattuglie dei vigili e la polizia. La circolazione delle auto è stata interrotta per alcune ore. Questa mattina in prefettura era presente anche il sindaco Mario Conte. Non una bravata, qualcosa di ben più grave, qualcosa che ci preoccupa, ma adesso le forze dell'ordine stanno indagando con la speranza di poter individuare il colpevole. Tutte le piste sono aperte. Qualcuno avrebbe potuto intenzionalmente aver voluto colpire proprio il supermercato, ma perché? L'area è videosorvegliata, le telecamere sono attive H24. Ci tengo ad evidenziare come proprio quel quadrante con Piazza Borsa in particolare e via Fiumicelli siano oggetto di pattugliamento costante da parte della polizia locale e di tutte le altre forze dell'ordine. Nel tavolo di sicurezza di questa mattina ho comunque chiesto di incrementare ulteriormente la presenza delle forze dell'ordine da Piazza Borsa alla stazione. Mercoledì prossimo alle 21:15 su Antenna 3, Benedizione dal cielo, il documentario sulla straordinaria giornata dello scorso 13 giugno, quando la festa di Sant'Antonio è entrata nelle vostre case grazie alla lunga diretta di Media Nord-Est. Il santo che sorvola la sua gente d'un paese prostrato dalla pandemia dopo mesi di dolore, paura, isolamento, l'immagine di Sant'Antonio che nel giorno dedicato alla sua festa, nell'anno del Covid, continua dall'alto a rimanere tra la sua gente, è destinata a rimanere nella storia del Veneto. Un evento straordinario, quello dello scorso 13 giugno, che in moltissimi hanno potuto seguire in diretta grazie allo straordinario lavoro dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est che hanno seguito ogni passo in terra e in cielo di quell'indimenticabile giornata. Una giornata di emozioni che ha visto il busto dorato contenente la reliquia di Sant'Antonio levarsi in volo per dare ancora una volta la sua benedizione alla città di Padova e alle genti venete colpite dal coronavirus, dalla zona rossa di Vo fino al Covid Hospital di Schiavonia e alla casa di riposo di Merlara. Seguiamo l'arrivo di Sant'Antonio all'ospedale di Schiavonia, la reliquia che porta con sé e la massa corporis che ha benedetto tutto il territorio di Padova fino a questo momento. Ora tutto ciò diventa un documentario che condensa in meno di un'ora la carica emotiva e spirituale di quella lunga ed emozionante giornata di giugno per portare ancora una volta il messaggio del santo e la sua benedizione dal cielo. Ed è proprio questo il titolo del documentario che verrà trasmesso mercoledì 11 novembre alle 21:15 su Antenna 3. Le immagini, le voci, i volti, le storie di fede e devozione per ricordare la vita e le gesta di Fernando, il frate francescano che scelse il nome di Antonio e diventò santo, il più amato e venerato della cristianità, Antonio da Padova, il santo. E c'è un aggiornamento, si è concluso da poco il vertice per l'analisi dei dati delle regioni per stabilire quali regioni debbano cambiare fascia. Ebbene, sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana che passano alla zona arancione, questi quindi alla luce del decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza e quindi si apprestano a passare a questa nuova zona con delle ulteriori limitazioni. A darne notizia è in un tweet lo stesso presidente della regione Abruzzo. Uno sguardo ora alla nostra programmazione serale. Torna come ogni lunedì Ring a partire dalle 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera Lamberto Barzon, presidente dell'Ordine dei Veterinari del Veneto, e poi Giacomo Possamai del PD, Riccardo Barbisan della Lega, Franca Businarolo del Movimento 5 Stelle. Alle 22 si aggiunge poi Mario Conte, sindaco di Treviso. Alle 22:30 Fabio Chies, già sindaco di Conegliano. Il comune, infatti, lo sappiamo, sarà commissariato. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Nella giornata di martedì 10 novembre potremo ancora lasciare a casa ombrello e cappotto. Al nord-est persiste infatti un regime di alta pressione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino sulle pianure meridionali e nei fondovalle sarà possibile la formazione di qualche foschia o nebbia, ma con il passare delle ore sarà in dissolvimento. Ampio soleggiamento altrove con cielo che al massimo si presenterà poco nuvoloso. Temperature stazionarie e tutto sommato miti, minime fino a 8 gradi, valori massimi invece tra i 15 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 16 gradi. Infine, situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, con la costante presenza del sole, locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.